Io ringrazio il Partito Democratico perché ha avuto molto coraggio. Ha avuto coraggio non tanto e solo di candidare me, un esterno, ripeto, non un estraneo, perché io sono assessore a Venezia nella giunta Cacciari, una giunta di centro-sinistra. Ha avuto coraggio a rompere con vecchi schemi, ha avuto coraggio di abbattere una barriera tra lavoro autonomo e lavoro dipendente. C'è la crisi è grave, la crisi è importante, la crisi è forte, ma nel Veneto anche l'occupazione tiene più che in altre regioni d'Italia, in altre regioni sviluppate d'Europa, perché la piccola impresa tiene. 4,8 di fine 2009 di disoccupazione è un dato significativo, in altre regioni d'Europa la disoccupazione è al doppio. Quindi io ho combattuto sempre per la piccola impresa perché emergesse, perché si capisse la valenza e l'importanza. L'80% dei nuovi posti di lavoro ogni anno sono creati da queste imprese e queste bisogna aiutare e capire. Non è uno di quei programmi da 150 pagine, 10 punti, 4 paginette, per me sono l'impegno per i giovani. Hanno ridotto gli stanziamenti non del 40% ma al 40%. Ragione per cui, vedete, non avendo il piano sociosanitario succedono anche queste cose. Il piano sociosanitario in fondo è il programma per il sociale, per la sanità. Non è stato fatto, per cui il primo impegno è di approvare questi piani. Il piano territoriale di coordinamento, per esempio, non c'è, che sarebbe stato importante. Il Veneto, mettendo a regime quello che ha e coltivando un po', può essere il cuore verde d'Europa. E questa non è una banalità, questo è un preciso piano strategico che rientra in quelle cose dette. Vedete, si può fare, lo faremo e certamente vedrete un Veneto nuovo, un Veneto che non si chiude in se stesso, perché io non sono un venetista, ma sono un Veneto che ci tiene all'autonomia e anche se sarà un sogno solo, ci tiene ancora all'autonomia del Veneto. Ma vedete, quando uno dice paroni a casa nostra e poi a decidere che il Veneto vaga la Lega, c'è Berlusconi e Bossi che lo decidono e la regalano alla Lega come Napoleone ha regalato il Veneto all'Austria. E quando io vedo che dicono paroni a casa nostra, ma scegliere il candidato del Veneto per quella parte politica è Bossi e Berlusconi, che non mi risultano sia propriamente veneti, quando io vedo, per esempio, che, ed è una cosa che si può vedere, che tutti possono vedere, la Lega Veneta è forte, è molto forte dal punto di vista elettorale, ma chi è che comanda in Veneto? La Lega Veneta o la Lega Lombarda? E allora chiedetevi se sono paroni, se siamo paroni in casa nostra. Su questo riflettete, così come anche un altro vuoto slogan, prima il Veneto. È una correzione chiaramente di tiro perché si vergognavano di dire prima i Veneti come avevano detto all'inizio, ma prima il Veneto dove? Quando da uno studio fatto dal senatore Marco Stradiotto risulta che i trasferimenti ai comuni e alle province, cosa diversa da regione. La regione sono aumentati per effetto di una legge del 2000 sulla compartecipazione all'IVA, ma io vado a vedere province e comuni e vedo che è calato del 20% dal 2002 al 2008 praticamente, cioè noi riceviamo molto meno di prima e questa è l'attenzione che c'è per il Veneto. Quando vado a vedere la spesa che viene fatta dallo Stato nel Veneto scopro che il calo pro capite del 10%, cioè lo Stato spende meno nel Veneto dal 2002 al 2008, con due cose da tenere ben presente, che erano al governo nazionale di quegli anni, almeno per 5 di quegli anni, e al governo della regione per una quindicina, quindi tutto il periodo era coperto. Come mai sono venute a mancare queste sostanze? Se poi guardo il residuo fiscale, la differenza tra quanto i veneti pagano e quanto ricevono indietro, la cosa è cambiata, è passata da 10 miliardi di euro del 2002 ai 17 del 2008, cioè in pratica un aumento del 70% dei soldi che vengono trattenuti a livello nazionale e non tornano indietro, e poi questi parlano di prima il Veneto. Io vi dico anche un'altra cosa che non c'è nel programma: io sono contrario al project finance, sono contrario,
perché non è giusto. Come anche la privatizzazione dell'acqua. Se il pubblico non funziona lo faremo funzionare meglio, ma non si rinuncia a dei diritti inalienabili. Il project financing è quel sistema per cui, avendo io pagato già con le tasse quelle opere pubbliche, 17 miliardi in residuo fiscale, vogliono dire tanto, e poi quando mi fanno la Romea commerciale, la pedemontana o l'ospedale, io lo ripago ancora. Io non sono d'accordo, io sono d'accordo che il Veneto sia solidale ed è giusto, e queste non sono parole riviste, perché sono parole che potete trovare 20 anni fa sulla stampa, andatevele a vedere. Io non sussurravo ai cavalli, io facevo queste battaglie